Com'è il mondo visto alla rovescia? Più o meno come quando è dritto. Allora è sempre lo stesso schifo. Ehi, vieni qua. La vuoi? Guarda quei due come si divertono. Avanti Silvia, fammi vedere quello che sai fare. E dai, Giorgio, piantala! Oh, piantala, t'ho detto! Quello se la piglia le stacca la testa. Quell'uomo è un criminale. Deve essere molto ricco. Della razza che non paga mai. Se l'avesse uccisa avrebbero parlato di disgrazia. Oggi per poco non mi ammazzi. Scusami Silvia, mi dispiace. Francamente non mi sorride l'idea di finire in galera per colpa tua. Non preoccuparti, quelli come te in galera non ci vanno mai. D'accordo. Però avrei avuto un sacco di noie. E io detesto le noie. Io invece, se volessi eliminarti, dovrei organizzare un delitto perfetto. Sei abbastanza intelligente da non farlo. Non si uccide la gallina dalle uova d'oro. Oh, che palle. Ancora lui. Lasciaci soli, Silvia. Stavolta me lo levo di torno in un paio di minuti. Poi ti raggiungo al bar. Va. Caro Nicolai! Che sorpresa! Mi hanno informato del suo arrivo e allora ho pensato... Certo, certo, si accomodi. Grazie. Prego. Buongiorno. Il solito? No, Tony, oggi non voglio bere. Sto pensando di uccidere qualcuno e preferisco farlo a mente lucida. Se le serve un killer, per lei lo faccio gratis. Gratis? Ma davvero? Beh, proprio gratis no. Qualcosa in cambio la vorrei. Credo di sapere di che cosa si tratta. Penso di non essere il primo a chiederglielo, no? No, no. E nemmeno l'ultimo, mi auguro. Guarda che c'è. È quello dello sci d'acqua, te lo ricordi? Sono spiacente, ma non credo proprio di poter continuare questo colloquio. Non ha più nessun senso, mi pare. Lei sa che non ho più alternative. Mi conceda un'opzione, o perlomeno una dilazione. Non è mia abitudine fare queste concessioni. Silvia? Silvia, vieni a salutare il commendator Nicolai, che se ne sta andando. Probabilmente questa è l'ultima volta che abbiamo il piacere di vederlo. Non occorre che la signora si disturbi. Non avrò mai più occasione di importunarla, ingegnere.
Le faccio tanti auguri, ingegnere. Le auguro di finire esattamente come si merita. Qui se c'è qualcuno che ha bisogno di auguri, commendatore, è lei. Tony? Prepara 2 bombe, dobbiamo brindare alla scomparsa di un cretino. Allora, l'hai lasciato andare a fondo? Al mondo, mia cara, non c'è posto per gli imbecilli. Ma bastava che tu gli dessi una mano. Metti pure tutto in conto. Portami da bere. Ci vuoi del ghiaccio? Io non ho mai permesso a nessuno di dirmi quello che devo fare. E non sono disposto a fare eccezioni per te. Nicolai è semplicemente un imbecille. Io lo tratto come mi pare. È chiaro? Scusami, Giorgio, ma quel poveraccio mi faceva pena. Non lo farai mai più, vero? No, te lo giuro, non lo farò mai più, Giorgio. Giorgio, ti prego, mi rompi il braccio. Credo che per questa volta basti. E adesso chiedimi perdono. Perdonami, Giorgio, ti prego, perdonami. Giorgio! Buongiorno, cara. Ciao. Vado a prendere il sole. Ci vediamo più tardi. D'accordo, ciao. Il pezzo del catalogo che la interessa è lì di fronte. Non mi dica che le piace. Io non ho ancora detto niente. Lei conosce l'autore? Questo lo trova migliore? A me sembra molto convenzionale. Beh, ma almeno dice qualcosa. Sì, rappresenta un lavoratore, ma a me i lavoratori non piacciono. E poi io non posso comprarne 2. Ho soltanto uno spazio da riempire. Senta, i soldi sono suoi. Faccia quello che le pare. Senti il mare? No, sentivo i tuoi passi avvicinarsi. Eri sicura che fossi io? Se fossi stata un uomo avrei fatto la stessa cosa, perciò ero sicura.
Così come sono sicura che hai comprato il quadro del falciatore. Guarda. Vabbè, non ho sbagliato. 1-0. Scommetto che quella bagnarola è tua. Come fai a saperlo? Intuito. Brava, hai indovinato. Ma certo, Io mi levo tutti i capricci che voglio. un tipo come te non può che avere una barca come quella. Vuoi salire? Perché? Ti va di scopare? Come ti chiami? Barbara, e tu? Giorgio. Vuoi sapere altro di me? A modo tuo sei un tipo interessante. Vuoi cenare con me stasera? Perché no? Allora possiamo vederci alle 8, al ristorante La Lampara, d'accordo? D'accordo. E mi raccomando la puntualità. Desidera? Quel signore mi sta aspettando. Prego, grazie. Lei è Giorgio? Barbara tarderà un po' e allora ha mandato me a scaldarle la sedia. Posso? Permetti? Non sono un granché, comunque ho molta fame. Adesso, secondo me, ci vorrebbe qualcosa da bere. Ti dispiace ordinare del vino bianco? Hai qualche preferenza sul tipo, sull'annata? No, nessuna, purché sia ghiacciato, naturalmente. Ettore? Dammene un altro, Tony, per favore. La signora è sola questa sera? Sì. Gli uomini sono tutti stronzi. Sei d'accordo? Noi ci conosciamo già, te lo ricordi? Come no? Oggi è la boutique. Posso offrirti da bere? Stasera sono sola come una scema. Devi assolutamente bere con me. Senti, è meglio che tu la smetta. Anche tu ti metti a darmi degli ordini. Io no. A questo ci pensa Giorgio. Credo che sia così. Giorgio? E come fai a conoscerlo? Giorgio questa sera fa una festa per pochi amici, non lo sapevi? No, ma l'avevo capito lo stesso. Da come lui mi ha ordinato di starmene fuori dai piedi. Vieni con me. Gli faremo una bella sorpresa. Perché no? Andiamo. Scusa, Giorgio, ma visto che ti eri dimenticato di avvertirla, sono passata a prenderla io. Io e lei siamo amiche, forse non lo sapevi. Beh, mi dispiace per il contrattempo, ma non sapevo di dover venire. Barbara ha insistito tanto, non potevo proprio rifiutare. A dire la verità, tu non eri invitata. Ma visto che ci sei, siediti. Ettore? Prego. I signori vogliono ordinare? Io non ho preferenze. Faccia lei tutto quello che c'è di meglio. Posso avere delle ostriche? Certo, ne abbiamo di freschissime.
Le ostriche sono un potente afrodisiaco, lo sapevi? Sì, certamente. È per questo che mi piacciono. Ti dispiace che io sia venuta? Ma figurati, non credo di essermi mai divertito tanto. Non mi avevi detto di avere amici così simpatici e così pieni di sorprese. Tu lo sai, Silvia. Anch'io amo le sorprese. E dato che con questi ragazzi ci siamo subito intesi, avrei pensato... Vi faccio una proposta. Silvia e io passiamo il weekend in mare. Perché non venite anche voi? Tutte e due? Naturalmente. Vedo che a Barbara piace fare il gioco pesante. E non sarò certo io a tirarmi indietro. Sarebbe la prima volta. Silvia, tu che ne pensi? Silvia pensa esattamente quello che penso io. Avanti, diglielo anche tu. Ragazzi, veramente, mi farebbe piacere che veniste anche voi. Ci divertiremo, vedrete. Veramente. Che vi dicevo? Silvia è felice di ospitarvi a bordo dello yacht. Per me, se va bene a Barbara, sono d'accordo. Io ci sto. Qui ci vuole un brindisi. Sì, brindiamo alla nostra amicizia. Sono sicuro che ci divertiremo. Sarà una bellissima crociera, ne sono convinto anch'io. Questa è la cabina di Giorgio. Come vedi, è molto più grande delle altre, naturalmente. Sai, Giorgio vuole sempre essere libero di fare quello che gli fa comodo. Ma voi non dormite insieme? Oh no, io sono ammessa nelle stanze del sultano soltanto quando lui ha voglia di fare l'amore. E poi, sai, c'è anche un'altra ragione. Ah sì, me l'immagino. Così può portarci chi vuole. E succede spesso? Molto spesso. E io dalla mia cabina sento tutto. Ah, ma scusa, tu perché glielo permetti? E poi perché non fai anche tu come lui? No, io no. Giorgio, a dire la verità mi fa paura. Tu non puoi immaginare com'è quando si arrabbia. Soltanto gli stupidi non cambiano mai idea. Anche a Silvia il quadro è piaciuto. Non è vero? Sì, però lo trovo incompleto. È stupendo. E poi volevo fare una sorpresa a Barbara. L'altro che avevo scelto era solamente una stupida macchia rossa. Hai ragione. Sembrava proprio una stupida macchia di sangue. Mare di Sicilia calmo per le prossime 24 ore. Lievemente mossi gli altri mari. Venti deboli variabili su tutta l'area del Mediterraneo centrale e del Tirreno. Moderati da nord-ovest sul Mediterraneo occidentale. Temperatura stazionaria al nord, in lieve aumento sulle regioni centrali e meridionali.
Silvia, a che ora si mangia? Tra poco è pronto! Mettiti addosso qualcosa di più pesante, avrai freddo. Ti ho fatto vedere dov'è la roba, no? Sì, grazie. Che c'è? Hai fame? Abbastanza. Mi stavo chiedendo come fai a vivere con un tipo come Giorgio. È meglio che torni di sopra, guarda, qui c'è da fare. Altrimenti stasera finisce che non si mangia. Vuoi il cambio? Tu sai navigare, vero? L'ho capito da come ti muovi. Ho fatto l'accademia navale, poi ho fatto affondare una portaerei. Ci sono stati 600 morti. Ma che stai dicendo? Vuoi prendermi in giro? Hai il radar, il radiotelefono, c'è anche il pilota automatico. Non hai bisogno del cambio, vado a dare una mano alle ragazze. No, tu resta qua. Giù dalle ragazze ci vado io. Cosa cerchi? Il sale. È lì in basso, sotto. Questo sì è un quadro di valore. Avevi freddo solo dalla cintola in su? Pensavo che questo maglione fosse un po' più lungo. Beh, dipende da come ti metti. Certo che in quella posizione. Sono sicura che l'hai fatto apposta. Siamo appena partiti e già cominciate a litigare. Barbara, è bene che tu lo sappia. Io odio sentire due donne che litigano. Posso? Sei un ospite. Io vado matta per il caviale e per tante altre cose. Posso averne ancora un po'. Puoi avere tutto il caviale che vuoi. Permetti? Dicono che anche il caviale sia un afrodisiaco. Io credo che gli afrodisiaci siano l'unica cosa di cui non abbiamo bisogno. Bene. Adesso che ti sei riempito di afrodisiaci, va a gettare l'ancora. Siamo su un fondale basso. Agli ordini, signor comandante. Beve forte, il comandante? Quando parli di cose che mi riguardano, rivolgiti a me. Bevi forte, comandante? Il quadro ha cambiato cornice. Deluso, eh? Sì, è vero, bevo. Hai obiezioni? Il fegato è tuo e puoi rovinartelo come ti pare. È così tutte le sere, ma non mi vuole ascoltare. Ma vi pare possibile che mi metto a fare quello che dice questa mezza scema, deficiente e stronza? Ti tratta sempre così questo gentiluomo? No, solo quando è di buon umore. Vero, tesoro? Ti ricordi quella volta che mi hai fratturato il setto nasale? E quell'altra volta che mi hai rotto un braccio? Vedo che avete dei deliziosi ricordi della vostra vita in comune. A lei in fondo piace così. Voi non ci crederete, ma noi siamo molto più affiatati di quello che sembra. Questo è quello che dici tu. Vorrei sapere cosa ne pensa lei. Silvia non è un essere pensante, vero, cara? Ah, ho dimenticato di prendere i giornali prima di partire. Me ne sono ricordata io. Tieni, la lettura del giornale ti aiuterà a digerire meglio. Ma questo è quello di stamattina. Lo conoscevate anche voi? Abbiamo avuto il piacere questa mattina. Una persona tanto distinta, ma un po' fredda e molto morta. Silvia vorrebbe insinuare che l'ho ammazzato io. Ma come? Se si è suicidato? Aveva ancora la pistola in mano quando l'hanno trovato stamattina. Sì, però se Giorgio l'avesse aiutato, non sarebbe finito a quel modo. Tu non puoi nemmeno dire che l'ho fatto perché ero ubriaco. Questo è il primo bicchiere della giornata. E quando arrivi in fondo alla bottiglia, che fai? L'ammazzi? Impicciati degli affari tuoi, o ti faccio tornare indietro a nuoto. Ehi! Ehi! Guarda cosa ti ho portato. Hai visto?
ancora viva. Hai paura? Hai ragione, Silvia. Tutto quello che l'uomo fa lo fa soltanto per il suo piacere. Io conosco soltanto questa legge. Non esiste altro in natura oltre il piacere. Potete anche guardare se volete. L'avevamo già capito come sarebbe andata a finire. È chiaro che non può essere stato che uno di noi. E chiunque sia stato ha dimostrato di essere il più intelligente. Perché ha tolto le chiavi? Così tutti i nostri rapporti diventeranno più facili adesso che le cabine non possono più essere chiuse a chiave, non ti sembra? Anche Silvia sa disegnare bene. Sei bravo. Hai molti pregi. Fra gli altri anche quello di parlare poco. C'è qualcosa? Sì, è una piccola isola. Una specie di scoglio deserto. Ci fermeremo lì stasera. Voglio smetterla di bere. E anche di fumare. Ti dispiace darmi il cambio? Ira, sto pensando di farti un regalo, ma un bel regalo. Sono sicuro che ti piacerà, vedrai. Tu sei geloso di Barbara, vero? Lei è la tua ragazza, no? È tua e non vuoi che te la portino via, è così? Io non sono mai stato il padrone di Barbara. È libera di fare tutto quello che vuole, come sono libero io del resto. Sono proprio sicuro che il regalo che ho in mente di farti ti piacerà. Che profumo. Fai qualcosa anche tu, tieni. Un marinaio non potrà mai essere un vero marinaio se non sa anche cucinare. Mi dispiace solo che non ci siano ostriche. Tieni. Ecco. Attento, io sono pronta. Datemi un piatto. Questa volta Irem ha veramente superato se stesso. Mi sembra proprio cotta al punto giusto. Ecco, questo è per Giorgio. Il mare comanda uno solo e ha il diritto di vita o di morte. Figuriamoci se non gli spetta la prima porzione. No, a lei no. Niente cernia. Ecco le tue ostriche. Sei contenta? Ah, che meraviglia. Grazie.
Bravo, Carino. Sorpresa. E adesso, Silvia, con le tue ostriche ti berrai un pregiatissimo vino bianco di ottima annata. Prendi! Oh! Un buon giocatore non si fa mai prendere in contropiede. Vero, Giorgio? Io non credo che Giorgio sia un buon giocatore. Questa maschera mi va stretta. Perché non hai fatto come me, che l'ho bagnata prima? Già. Io vi aspetto di sotto. Via! Fate presto, ragazzi, vado giù anch'io.
Ma no, questa volta ti sei comportato con poca abilità. Aspetta un momento. Stammi bene a sentire, avvocato. Le decisioni qui le prendo soltanto io, capito? Non me ne frega proprio niente di quello che vi siete detti tu e il direttore della banca. Sta zitto e apri bene le orecchie! Io non faccio rientrare una sola lira dall'estero. Tutti gli altri stanno esportando capitali e io dovrei mettermi a fare l'importatore clandestino di denaro. Sei solo un deficiente! Niente cassa integrazione, si chiude e basta. La mia fabbrica, ricordatelo, non è un ospizio. Ma che lastrico è lastrico, fammi il piacere! Io mi limito a mettere 600 operai in braccio al governo. E che ci pensi lui a mantenerli? E se ti dovessero venire altre idee geniali come questa, fa pure a meno di telefonarmi. Hai licenziato 600 operai. Questi sono affari miei. Non riguardano nessun altro. Se permetti, riguardano anche i 600 operai. Oh, adesso non cominciare anche tu a rompere i coglioni! Che ti salta in testa? Se presi un'altra iniziativa la paghi, ricordalo! La corrente ci aveva completamente disancorati. Te ne sei accorto adesso? Mi dispiace. Non potevo immaginarlo. Scusami. Scusami davvero. Sei bella. Anche Silvia è bella. E anche brava. Ti è piaciuto fare l'amore con lei? Silvia mi fa molta pena. Silvia ha tutto quello che una donna può desiderare. Già, tutto tranne l'affetto di qualcuno. Vuoi dire che sta cercando di ingelosirmi? Io credo che Silvia si senta molto sola ed è per colpa del tuo egoismo. Che mi importa di lei? Io posso fare quello che voglio. E lei lo sa. Anche venire a letto con te. Certo che puoi farlo. Ma perché non l'hai ancora fatto? Perché voglio essere io a decidere quando è il momento. Secondo me, se non l'hai ancora fatto è solo perché hai paura. Paura io? Di cosa dovrei aver paura? Hai paura che Silvia questa volta si ribelli e faccia la stessa cosa con Irem. Se quella si azzarda solo a pensarla, una cosa simile le rompo il collo. Non puoi pretendere di avere tutto senza mai dare niente in cambio. È sempre andata così. Non è detto che debba continuare. Che cosa vuoi dire? Soltanto che al mondo esistono anche gli altri.
Pronto? Non funziona. Dov'eri? Sotto coperta, a prua. Sono andato a prendere gli attrezzi nella cabina del marinaio. Dove sono finite Barbara e Silvia? Da qualche parte, che ne so, in cabina. Che cos'è questa congiura? Che cosa state tramando alle mie spalle? Basta con questa storia. Noi due non ci siamo mosse da bordo. Se tu bevessi un po' meno, ci avresti trovate. Qui c'è qualcosa che non mi convince. Preparo la tavola per la cena. No, non ho fame. Lui ha soltanto sete. Che cosa sta succedendo a bordo? Voglio sapere che senso ha quell'acquarello in camera mia. Qualsiasi cosa succeda a bordo è opera di uno di noi 4. Questo l'hai detto tu. Questo è qualcosa che ha fatto uno di voi due. Solo tu e Silvia sapete disegnare. Anch'io so disegnare. Non ci credo. Fammi vedere. Ti d'acqua. Sembro proprio io. Sei brava, Barbara. Hai veramente del talento. Perché non ti metti a fare qualcosa di serio? Ma soprattutto hai delle belle gambe. Io vado a preparare la cena.
figlio di puttana. Ma che cosa stai dicendo? Irem ha cercato di uccidermi. Ecco, guarda, Irem non ha manomesso niente. Ha toccato solo questo, che è il mio. Tant'è vero che mi ha detto di non usarlo perché gli sembrava difettoso. Che cosa è successo? Perché hai quella faccia? Gli sei guastato l'erogatore dell'aria e dice che sei stato tu, che lo hai fatto apposta. Senti, amico, nominami tu erede universale, poi ti do ancora mezz'ora di vita, giusto il tempo di organizzare un delitto perfetto. Io ho il diritto di fare tutte le supposizioni che mi pare e piace. A bordo stanno succedendo cose che non mi piacciono per niente, come ieri. Ieri cosa? Il quadro nella mia cabina. Chi è stato? Qualcuno che voleva spaventarmi. Sono sicuro che è la stessa persona che oggi ha tentato di uccidermi. Uno di voi tre è un gran figlio di puttana, ma se lo scopro l'ammazzo. Tanto quelli come me in galera non ci vanno mai. Non è vero, cara? È un vero peccato. Adesso muoviti, leva l'ancora e metti in moto. Non hai sentito? Ti ho dato un ordine! Questa prima o poi ve la farò pagare. Tieni. Grazie, eh. Oggi ha cominciato presto a bere. Lo spavento gli ha messo sete. Attento! Così beve di meno e stiamo tutti più tranquilli. Vammi a prendere un'altra bottiglia, sbrigati! D'accordo, in fondo la mia unica gioia è quella di vederti sorridere. Irem, attacca il motore e mettiti al timone, si ritorna a casa. Vuoi dire che torniamo indietro? Proprio così, non me la sento di continuare il viaggio insieme a tre figli di puttana. Stai parlando di noi, per caso? Avanti, sbrigati, fa quello che t'ho detto. Ti stavamo aspettando. Se volete saperlo, la vostra gentilezza diventa una cosa sempre più sospetta. Grazie.
Io preferisco continuare col whisky. Non cambiare, è il vero segreto per reggere l'alcol. Ti dispiace, Irem? Io non so nemmeno che cosa significhi ubriacarsi. Ma che cos'è questo silenzio? Vi dispiace tornare a casa? Irem, che strano nome. Come mai ti chiami così? C'è scritto sui miei documenti. Ah, e tu non hai mai pensato a chiederlo ai tuoi genitori? Non mi sono mai posto il problema. Ecco, è proprio questo il guaio con voi giovani. Non vi ponete mai nessun problema. Siete come degli animali. È simpatico, Irem, non trovi? È simpatica, Barbara, non trovi? E a letto com'è? Brava? Eccitante? Tu non ci crederai, ma i rapporti tra me e Barbara sono stati di una castità esasperante. Irem, voglio farti una sorpresa. Ah, già, te l'ho già detto. Torniamo a parlare del regalo che voglio farti per compensare i tuoi meriti. Per dire la verità, più che un regalo, è un baratto. Smettila, sei completamente ubriaco. Lasciami parlare. Il regalo è lei. È Silvia. È la più bella cosa che io abbia. È giusto che anche tu faccia questa esperienza. Sei un amico tu e te la regalo. L'avevate capito tutti, non è vero? Però tu la prenderai quando voglio io, come voglio io. Capito? E guai a voi se cercate di farlo a mia insaputa. Basta! Adesso no! Te lo dirò io quando è il momento. Non voglio essere io l'unico a rimetterci. Non è nelle mie abitudini. Vero, Barbara? È partito. Ne avrà per un pezzo. Dov'è Irem? È di sopra. Ti sta aspettando. Sapete, mi sono addormentato e ho sognato di affogare. Stavo andando a fondo. Già, in un mare di whisky. E nel sogno improvvisamente vi ho visti fare l'amore in tre, ma non può essere vero. Silvia? Silvia, dimmi che non è vero. Tu non hai avuto il coraggio di fare una cosa simile. Silvia, ti ordino di rispondermi. Tu hai finito di darmi ordini, Giorgio. Finito per sempre. Brutta carogna! Oh, Irem! Tu impicciati degli affari tuoi! Sei impazzito che ti prende! Irem! Irem! Non volevo, Giorgio, non volevo. Perdonami. Perdonami. Io non volevo. Lo sai, Silvia, che cosa facevano i romani agli schiavi che si ribellavano? Li facevano a pezzi e poi li buttavano in pasto alle murene.
Dio, ma basta! Vattene, cagna! Niente, non è successo niente. Ora torniamo a riprenderla. Silvia è scivolata in mare, bisogna ripescarla. Che cos'hai da guardare, stronzo? Silvia te la regalo, te l'ho promesso. Ma vai a ripescarla se vuoi fartela. Avanti, che cosa aspetti? Vivi, ti farà bene. Ora torniamo a prendere Silvia. Giusto. Adesso Silvia è la tua donna. E non ti chiedo nemmeno Barbara in cambio. Bevi un altro goccio. Bevi, ti tiene su.
Com'è il mondo visto alla rovescia? Più o meno come quando è dritto, con una canaglia in meno. Allora è sempre lo stesso schifo.